Popolo di Udine, buonasera, siamo gli Elio Storiatese e in questa serata ventosa siamo qui per cercare di farvi ascoltare delle canzoni bellissime. Cominciamo con una canzone che parla di un sogno all'interno di un altro sogno che si conclude con un fatto drammatico di sodomia e di gomorria, un bellissimo sogno. Questa notte dopo un giorno torturato a Trieste io sognavo di sognare e una parte un po' cruento dopo avermi esaminato mi ordinava di svegliarmi io di niente non finivo, cioè sognavo di svegliarmi mentre un piccolo davo accanto con quel mare subito lui che mi esaminava io che gli chiedevo quanto mi abbatte perché insisti nell'esaminarmi attento come se fosse una cosa alla pazzia in corpo alla sprovvista non sapendo fare meglio io non seduta stante di procedere a mi sveglio quindi ho incubo dove luci da confondersi si appiana perché torna a vero sogno dove incontro una puttana un giorno mi ricordo quel simpatico dottore mentre prende il sopravvento io le vedo giovamento poi propongo le verande lei si avanti e chiama avanti mi chiama stomaco e non cominci a cruento la puttana io convinto roteando quel fastidio ma la parte più cruento che non fai con procedura mi regala per fortuna mi regala il bagno e col solito suo fare nei vestito da coglione mi regala per fortuna un assegno da migliore parte cruento e sanatore personaggio discutibile di un brutto sogno quanti grattacapi che non merito ora quanti milioni di miliardi di problemi in un sogno di questa vicenda non ci dico banalità ma ho poi un giro di assegni e un novino da me mi risveglio e sono donna quindi penso sto contenta non più sogni non più esami non più male e corretto sembra luce nella stanza non scomparsa la paura piano piano come se precessi come un'avventura quando l'amo è mio marito e quella che sguardo più strana mi colpisce come se io miliardo sono donna e donne amore che addormento rifragliata mentre il mondo mio marito è contento di casa che marito todo mio parli cruento sognatore
però è un bel venticello, diciamo che mi... Ah, dice perché sono le 9:20. E niente, quindi sappiamo che tanta gente muore perché il suo cognome viene mal interpretato. Per esempio abbiamo un amico, Paolo Impulato, che forse conoscete la sua triste storia, non fa ridere, vabbè. E questo brano parla di questo fatto drammatico che ha coinvolto Jimmy E. Jimmy pedofilo uscì di casa, ma quel mattino faceva brutto. Le basse, uno di quei giorni nei quali credi di aver visto tutto, ma poi non niente. Jimmy pedofilo fece le scale, fuori c'era gente arrabbiata, lo guardava storto dietro lo specchio degli occhiali da sole, ma non c'è il sole. Dove sei? Jimmy, Jimmy, ti vorrebbe, dimmi quando tu verrai, forse sarà tardi. Si sentì vero, si sentiva toccato, un asfalto spiriti di cane, sguardi pesanti d'odio tutto intorno. Jimmy pensò, falla come vada e torno a casa, ma vennero anche quelli, i genitori col bastone in mano. Jimmy pedofilo si è morto, Jimmy pedofilo noi ti ammazziamo con il bastone. Gino ti turba, ora tanti scappellotti, Jimmy se la vede brutta, Jimmy se la vede pessima. Aspettate, questo è un equivoco, c'è proprio Jimmy a discolparsi, ma inizia a farlo la bocca e sangue, poi bastonate spunti come canci. Giustizia è fatta verso la gente, ma in verità no, non era stato giusto, perché ok sì, Jimmy pedofilo, ma il pedofilo era il cognome. Innocente, vittima solo del proprio cognome, che ora dal lato del paradiso ci guarda col suo sorriso buono, in compagnia dei suoi nuovi amici che già subirono la stessa sorte. Fabio Mussolini, Roberto ammazza neonati, ma soprattutto Fabiana incula morti. Forse il Signore perdonarvi tutti, perché io certo non lo posso fare, ma se un'idea ve la siete fatta, venite a dirmela di persona. Trovarmi è facile, sulla lapide c'è scritto il mio nome, Luigi, anzi, Gianluigi, bomba atomica! I miei ragazzi!